Filippesi, capitolo 2. Mandale l'unità dall'umiltà. Se io vero che Cristo che vi sta chiamando rinda questa fatica, e se l'amore vi sta portando qualche consolo, se lo Spirito Santo vi sta unendo, se io vero che a mezzo di voi ci sta l'amore e vi state capendo buono l'uno con l'altro, facete diventare la priezza mia assai più rossa. Mantenete sempre in voi gli stessi sentimenti e lo stesso amore. Campate sempre in concordia e in all'amore. Non facete mai nessuna cosa per miri o per sbafanderie. Anzi, con grossa umiltà apprezzate tutto il lato come se fossero meglio di voi. Pensate al lato e non solo a voi stessi. Comportate sempre come a Gesù Cristo, perché pure se Gesù Cristo era Dio come Padre, non ha mai pensato a stare gelosamente solo per che sto fatto e essere suo Padre suo. Se volete spogliare a me, c'è tutta la grandezza sua, per se fa nome come a noi. E volete diventare come a noi serve, facendosi socia ognuno di noi. E quando scenete in coppa a sta terra, pianna a fiore e nome come a noi. Volete sbruvugnare tutta la grandezza sua. E facendo insieme a fondo tutto il volere rubato suo. Volete morire in croce per noi. Per portare la salvezza sua a ognuno di noi. E proprio per questo, o Padre glorificai e retta un uomo che è più grosso di tutti i uomini che aveva nato all'uomo che stanno in coppa a sta terra. Perché innanzi il nome di Gesù Cristo si chiama sogni di nocchie, cielo, in terra e sotto la terra, e ogni lingua attestasse e proclamasse a voce chiavata che Gesù Cristo è il Signore, a roglia o Padre. A santità. Frate mio assai cara, io quando stavo in mezzo a voi mi avete sempre stato a sentire. Statemi a sentire ancora, specie mo che sto lontano da voi. Pensate alla salvezza vostra con una rossa umiltà, perché è Dio quello che sta faticando dentro a voi, e per stare rendendo capace non solo di volere, ma pure di faticare. Questo è il volere suo. Facete ogni cosa senza vi lagnare, mai, e senza vi mettere a fare questione. A così diventerete figlio vero di Dio, e camperete senza peccato, e con semplicità rendano un mondo e gente infame e fetiente. Sbernite in mezzo a loro come stelle del cielo e tenete a chiave che è la parola che avrà vita. A così quando Cristo tornerà un'altra volta, io mi potessi arregliare per voi, per non essere stracquato e faticato per senza niente. Può essere pure che io giù sacrificare pure la vita mia in chi tu sacrifici, che la fede vostra fa innanzi a Dio. Io sono contento di questo e voglio regnare tutta la priezza mia. Arregliatevi pure voi e facete festa insieme conmigo. La missione di Timoteo Epafrodito. Se il Signore Gesù vuole, e spero che mi assai impresso Timoteo, e avesse così notizie vostre, e questa cosa mi farà regnare priezza, perché nessuno altro come Cristo pensa cose come pensi io, e nessuno altro come essa si piglia cura così tante voi. Perché tutte le lato pensano solo a fare i fatti loro, e non chi è Gesù Cristo. Timoteo invece, come sapete, ha dato una buona prova innanzi a Cristo, come un figlio aiuta il padre suo. A così mi date una mano per far spandere il Vangelo di Gesù Cristo. Io spero che voi mi assai impresso, avrò un avraggio visto meglio tutta la situazione mia. Anzi, perché la fede che tengo in il Signore, penso che potete venire assai impresso pure in mezzo a voi. Ma oggi pensate buone per mandare Epafrodito, che mi staranno a mano. Pure questo è un compagno mio in questo combattimento, per me fa come un frate. Voi l'avete mandato a me, perché mi potete stare una mano. E mo chiste è una rossa nostalgia e viverei. E chi ne ha apprensione, perché voi avete saputo che essa era caduto malata. È stato vero buono malato, e stavo quasi per morire. Dio invece mi ha avuto pietà di essa, e non solo essa, ma pure me. Per non fargli ogni tristezza rinda la vita mia. Ha giù fatto subito lo fa partire perché facesse una festa quando vi arriva una volta. E a così pure io potrei tenere apprensione mancante, per la salute sua. Accoglietelo per questo, con una rossa priezza, come un frate in tuo Signore, e apprezzate assai uomini come a Cristo, perché ha risicato e morì, faticando per Cristo. Issa pure ha risicato la vita sua, per portare chi l'aiuta che voi, stessa, non irvi capace, e verrà.